Cioè conviene tutti i colori. Non finiranno mai di scrivermi. Mi stavo solo Chi mi porta? Buonasera. Chi mi porta? Mettiti al centro, signori Antoine! Applauso, via! Allora, Antoine, hai visto a dolci ricordi che succede? Ti accompagnano delle belle ragazze, già è gratificante il fatto di essere accompagnati da belle ragazze. Certo. Tu sei un bel ragazzo e quindi grazie. siamo pari. Cioè l'intruso sono io probabilmente. Come stanno le cose? Ok, Antoine, senti, anche per te come per gli altri ospiti che ti hanno preceduto, noi chiediamo sempre discograficamente come siamo combinati. Siamo combinati che è uscito un disco nuovissimo da pochi mesi, da un mese. Sì. Infatti io presento una canzone da questo mio disco che si chiama I segreti dell'anima, il disco. La canzone è dedicata ti piace? Molto profondo, certo. La canzone che canto adesso è dedicata alle donne, si chiama Come è bella a f'amore. Grazie. Non ho capito. Perché sono dedicata alle donne come bella a f'amore? Penso risalto le belle doti che c'ha la donna comunque. Scusa, non è polemico, si mette risaltando le belle doti che hanno gli uomini. Ma gli uomini parliamo bene delle donne, poi le donne devono parlare bene. È un fatto reciproco. Ok, vogliamo citare gli autori? Enzo Rossi. Enzo Rossi, la scrittura senza la Sì. Ok, signori, Antoine! Grazie. Quando si è arrabbiata, quando amore dice no. Tu come sei grande solo con uno sguardo senza una parola, sai già tutto da sé. Tu picciolello quando sento freddo, quando si fa notte, quando dormo in braccio a me. Tu sei importante l'aria, tu sei questa storia che non può finire. E come bella f'amore insieme a te, in questo momento d'oggi sempre più. E sempre quando tu mi fai salire più su, a come scordo la mondo con te. E come bella f'amore insieme a te, stasera spogliato come sai fare tu. Come una donna che sa un uomo che sogna, segnano forte e può farmi impazzire. Tu come sei dolce quando mi fai male, quando non mi pensi mai che basta passare. Se ti voglio bene ancora, ma non sai che muoio, sì ma manco tu. E come bella f'amore insieme a te, in questo momento ti voglio sempre più. E sempre quando tu mi fai salire più su, a come scordo un mondo con te. E come bella f'amore insieme a te, stasera spogliato come sai fare tu. Come una donna che sa un uomo che sogna, stringono forte e può farmi impazzire. E come bella f'amore insieme a te, in questo momento ti voglio sempre più. Ma come Adriano, sorpresa questa Adriano, io lo devo dire questo fatto. Che cosa? Tu mi dai l'impressione
di Adriano Celentano. No, Devo hai dire fatto questa un cosa, hai detto una cosa paragone che è possibile leggere Sento con grande il fiato di Adriano Adriano Celentano. no, per l'amor di Dio, mi lusinghi. Allora, niente, veramente molto bello, Sì. molto bello questo brano. Poi si stanno c'erano di tutto, c'erano un pochino tutte cose, c'era dolci di cordi. Andiamoci a sedere Sì, anche sì. per te come gli altri ospiti, Posso. a questo punto sono già imparate, quindi fanno sempre largo. Niente, sai perché io porto sempre gli ospiti nel salotto? No. Perché a questo punto devono raccontare un aneddoto non degli anni 60, perché quando sono giovanissimi no, come è il caso tuo, ma un aneddoto Non ero nato ancora negli anni 60. Certamente. Qualcosa degli anni 80. Qualcosa degli anni 80, qualcosa, un dolce ricordo, no? Degli anni 70. Ma il ricordo più bello di questa anche sera è quello 70. di aver conosciuto voi, queste belle ragazze che stanno qua. Sì. Prego. Oddio, Grazie. Me la sono cavata. te la sei cavata, però è un pochino ripetuto. Cosa? Chi ti aveva preceduto? Io intendevo dire, ce l'hai una cosina? Ma io ricordo. Ecco, La posso dire questa cosa? Certo, No? come no? Posso dire? No, ricordo brevemente, Sì, no, io breve, sì. Mesi fa ebbi uno spettacolo a Milano, un teatro di Milano. Sì. Alla fine di questo spettacolo mi fu regalato da una ragazza dietro le quinte Sì. un pacco. Un pacco? Un pacco. Sì. Disse questa ragazza, però ti raccomando di aprirlo quando sei da solo questa sera. Io appena mi recai in albergo, apri questo pacco, Sì. e indovina chi ci stava dentro. Ah, non me lo posso immaginare. Bravo, un applauso a questa ragazza che è morale. Io conservo con lui. Un paio di mutandine nere Sì. o rosse? Nire. Ah, nere. Nere. Vabbè, che hai raccontato un ricordo Una cosa molto dolce e sfizioso. Sì. Va bene, L'ho allora conservata. ce l'ha conservato ovviamente. Le squinte entrano pian pianino, ma vogliono sapere un pochino tu. No, se era rosso la potevo indossare all'ultimo dell'anno, ma purtroppo era nera, capì? Era nera. Non La glielo nostra sa. Stefi stasera punge un pochino, eh? Sì, punge. Mi No, sa- perché può sì, essere sì. una cosa che tutte gli odori a un pacco. Ah, certo. Uno Non è di che... voi potrebbe essere la ragazza interessata. Sei stata a Milano quanto tempo fa tu? Ok, senti, non divaghiamo. Antoine, il secondo brano che ci proponi?